Vento di bora e neve, Venezia e il Veneto stretti nella morsa del gelo. Da questa mattina un forte vento gelido proveniente da nord sta sferzando in particolare il litorale e il veneziano, ma non sta meglio l'entroterra. Dal pomeriggio poi i primi fiocchi di neve. Neve che nel corso del pomeriggio si è fatta via via più intensa. Le previsioni parlano di un accumulo in pianura di almeno una decina di centimetri. Neve che continuerà a cadere per tutta la notte fino alle luci dell'alba, ma da venerdì sera e sabato mattina le temperature dovrebbero abbassarsi con il rischio di gelate. Una situazione meteorologica che ha portato alcuni comuni del Veneto orientale, Portogruaro, San Stino e Concordia a chiudere anticipatamente le scuole di ogni ordine e grado. Intanto questa mattina vertice regionale in prefettura a Venezia con tutti gli enti, forze dell'ordine, protezione civile, ferrovie dello Stato e SUEM. Si tratta di situazioni che possono essere affrontate con gli ordinari mezzi, quindi questo ovviamente ci induce a non adottare alcun provvedimento restrittivo della circolazione. È ovvio comunque che qualora la situazione dovesse cambiare in maniera repentina, adotteremo, come abbiamo fatto il 10 febbraio scorso, provvedimenti restrittivi. Dal Viminale arriva anche un richiamo alle prefetture alla massima attenzione per garantire l'esercizio del voto nelle giornate di domenica e lunedì prossimi. Per superare eventuali difficoltà logistiche ambientali e le affluenze ai seggi elettorali, i prefetti sono invitati a predisporre ogni iniziativa coinvolgendo, qualora fosse necessario, altri enti, strutture operative e comitati per la viabilità. I sindaci sono stati sensibilizzati al riguardo in maniera da tenere il più possibile sgombre le strade, tutte le strade, le vie di comunicazione, proprio per agevolare l'esercizio del diritto al voto. Dal mattino sono in funzione in tutta la regione i mezzi spargisale, dal pomeriggio anche gli spazzaneve per liberare le strade e autostrade dal pericolo neve. L'attenzione rimane elevata anche se le perturbazioni dovrebbero passare con relativa velocità. Situazioni ambientali e climatiche che, dopo gli eventi dell'11 febbraio scorso con i relativi disagi, hanno portato alla creazione di un comitato permanente in grado di intervenire rapidamente.